Dopo il Friuli Venezia Giulia è arrivato in Veneto il capo nazionale della protezione civile, l'ingegner Fabrizio Curcio, e qui nell'hub di Noale, un hub di prima accoglienza per i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, ha visitato proprio loro, le persone, queste persone che portano sul volto i segni della guerra. Li ha incontrati con il governatore del Veneto Luca Zaia, una gestione, quella dei profughi, non semplice. L'obiettivo è proprio questo, vedere se le misure che stiamo immaginando anche dal punto di vista normativo poi trovano nel territorio la reale attuazione. Devo dire che per il momento la situazione sembra, diciamo, non sono emerse criticità particolari, tutti noi abbiamo la consapevolezza che l'assistenza viene fatta in una percentuale minima rispetto alla presenza e quindi è evidente che la rete amicale, familiare, che è quella che oggi è più investita dalla presenza di queste persone, dobbiamo sostenerla. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti anche nelle prossime ore, che sono appunto decisive per definire le procedure per consentire a chi è accolto di avere anche un sostentamento di tipo economico. Lei diceva che questa accoglienza barra emergenza è difficile, non l'avete mai incontrata prima, è molto particolare, no? Sì, è molto particolare perché, come dire, è come se fosse un rischio di cui non si conosce bene lo sviluppo, per cui queste persone, noi abbiamo avuto questa prima, chiamiamola presenza importante, queste 85.000 persone, ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema, tra virgolette, anche di, chiamiamola emersione, no? Di queste 85.000 persone, noi appunto ne assistiamo direttamente a una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte, per cui il confronto col territorio ci consente di avere quei segnali da poter poi riportare anche per decisioni che devono essere anche, come dire, organizzative da un punto di vista legislativo o se c'è da fare delle modifiche. C'è la questione delicatissima dei minori non accompagnati, in parte ammalati tra l'altro e in parte comunque appunto non accompagnati, quindi soli. Allora, questo è un tema che noi abbiamo trattato sin dall'inizio con grande, come dire, attenzione, perché il minore non accompagnato, tra le altre cose, è di per sé un fragile dei fragili. Per questo abbiamo indicato un commissario delegato con la specifica, come dire, funzione del coordinamento in ambito nazionale, quindi non c'è un commissario, chiamiamolo territoriale, ma il punto di riferimento a livello nazionale e si confronta con tutti i territori. C'è da allineare quelle che sono anche le impostazioni, come dire, giuridiche tra i due paesi, perché hanno impostazioni molto diverse. Il nostro è un paese che sui minori non accompagnati ha una normativa, io dico per fortuna, molto stringente, dove ci sono molti soggetti che operano, dove ci sono delle responsabilità precise che sono a tutela del minore. Ecco, noi non dobbiamo con lo strumento emergenziale andare a intervenire in procedure che sono a tutela del minore. Ecco, noi dobbiamo migliorare la nostra capacità magari di accoglienza, di risposta. Quello che è stato fatto con l'ordinanza, per esempio, si ampliano del 25% le possibilità di alcune strutture a livello regionale, ma non vorremmo entrare in quelle filiere che sono delle filiere di tutela del minore. Su questo lo strumento non sarà un, come dire, un abbassamento della guardia.